Mi chiamo Massimo Boi, sono un artigiano naturalmente, lavoro alla ceramica, ho 60 anni, ho iniziato a lavorare 40 anni fa a Oristano, perché sono tra i fondatori della CMA, la cooperativa Maestri d'Arte. Dall'83 ho un'attività mia come imprenditore singolo ed opero a Quarto Sant'Elena. Il mio percorso appunto è iniziato con la CMA, dove si faceva una ceramica tra virgolette tradizionale, anche se per quel periodo, come dire, e anche adesso, era una rielaborazione della ceramica tradizionale, quindi era il decoro su ingobbio ed altre cose. Quando ho aperto la mia attività nell'83, ho avuto inizialmente quel percorso, cioè la riproposizione per alcuni versi di quel tipo di ceramica e poi anche delle maioliche. Poi subito dopo ho iniziato a fare del raku, a utilizzare la tecnica raku, che è quella che tra virgolette mi sta dando più soddisfazioni, però secondo me alla base di tutto questo c'è quello che ci ha trasferito la nostra cultura, i nostri colori, anche nella tessitura, anche nei costumi sardi, che io naturalmente non ho rifatto pari pari, ma ho rielaborato rispetto a quelle che sono le mie, come dire, esigenze e le mie conoscenze. E il risultato finale è quello di avere una ceramica, come dire, anche partendo dalla tradizione che è diventata un po' più moderna, però mantenendo sempre quelli che sono i nostri colori, il nostro mare, le nostre tradizioni. Ecco. Essere un artigiano in Sardegna oggi è anche combattere a mani nude, perché non abbiamo da parte della politica la possibilità di essere comunque sostenuti. Non c'è una politica regionale sull'artigianato. Se pensa alla Francia, se pensa alla Germania, se pensa a qualsiasi altra nazione in Europa, hanno una tradizione come la nostra, però hanno dietro delle strutture che li sostengono. E noi questo non ce l'abbiamo più in Sardegna.